Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. A Niscemi arrivate squadre specializzate dei Vigili del Fuoco per entrare nelle case in zona rossa. Nel pomeriggio i primi recuperi. Perduto l'80% dell'agrumicoltura, il grido d'allarme delle campagne danneggiate dal ciclone è stato raccolto a Lentini dall'assessore San Martino. Palermo 40 anni fa, la storica sentenza del maxi processo a Cosa Nostra. Oggi un'app ricostruisce l'aula bunker, il giudice Ayala. Fu una svolta, lo Stato ha dimostrato che c'era. Vogliono entrare a tutti i costi nei locali o sono problemi? Ancora risse e movida violenta a Palermo. Spari al villaggio Dusmet di Catania, gambizzato un pregiudicato. Dietro ci sarebbe un regolamento di conti. Addio Zichichi, morto a 96 anni, lo scienziato e fisico di fama mondiale. Fondo Aedice in provincia di Trapani, centro Majorana. Sigilli al Palazzetto dello Sport di Trapani, revocata la concessione alla Trapani Shark, imminente lo sgombero della società del patron Antonini. E per il calcio, vigilia di campionato per Catania e Palermo. I rossazzurri domani affrontano il Cerignola al Massimino. Toscano dice affrontiamo una squadra in salute. Rosanero in trasferta a Marassi contro la Sampdoria. A Niscemi, dove l'allerta resta massima, la pioggia delle ultime ore ha riacceso i timori per la frana. Intanto sono arrivate squadre specializzate dei Vigili del Fuoco per procedere al recupero di effetti personali dalle case che si trovano in zona rossa. Sentiamo Gerry Italia. A Niscemi è tornata la pioggia e con essa la paura e il timore che il fronte della frana possa di nuovo mettersi in moto. Nei giorni scorsi si sono registrati soltanto piccoli crolli lungo il bordo del costone, ma le precipitazioni intense di queste ore tengono alta l'attenzione e fanno scattare nuove misure di sicurezza. Questa mattina sono arrivate le nuove unità dei Vigili del Fuoco da Ragusa e Catania. In campo soprattutto le squadre USAR e TAS, reparti altamente specializzati nel soccorso tecnico urgente in contesti di crolli e di dissesti. Operatori addestrati per intervenire in scenari complessi dotati di strumenti avanzati, dai geofoni ai robot. Monitoreranno la frana per capire, per verificare se è possibile arrivare entro il limite dei 30 metri, con dei dispositivi che in caso di movimenti daranno l'allarme e consentiranno al personale di uscire rapidamente e comunque consentire ai residenti di poter prelevare altri beni in quelle fasce compromessa. Nel pomeriggio, se le condizioni meteo lo consentiranno, dovrebbero partire le operazioni di recupero degli effetti personali dalle abitazioni evacuate all'interno della zona rossa, un'area compresa tra i 30 e i 50 metri dal ciglio della frana, considerata la più esposta al rischio di nuovi crolli. I Vigili del Fuoco accompagneranno i residenti costretti a abbandonare in fretta le proprie case per consentire loro di recuperare documenti, ricordi e beni essenziali. Prima però saranno effettuate accurate verifiche tecniche con strumenti in grado di rilevare anche minimi movimenti del terreno. Solo dopo scatterà l'accesso controllato agli edifici in condizioni di massima sicurezza. Il personale USAR sta lavorando, sta piazzando i dispositivi, sta organizzando, quindi contiamo a partire dalle 15, fra le 15 e le 16, di avviare i primi recuperi nella fascia dei 30 metri. Un'operazione delicata, in equilibrio tra paura e speranza, mentre Niscemi resta con il fiato sospeso in attesa che il maltempo conceda una tregua. Andiamo adesso a parlare dell'altra emergenza, quella del ciclone Harry, che non ha devastato soltanto le coste ma anche l'entroterra. Sentiamo il grido di aiuto degli agrumicoltori. Francesco Aloi. Non solo su case e attività in riva al mare, i danni del ciclone si contano anche nell'entroterra. Tra Lentini, Carlentini e Francofonte l'80% della produzione agrumicola è andato perduto, ma il punto della situazione è stato fatto proprio davanti all'assessore regionale San Martino. 15 febbraio scade l'avviso di ricognizione e insieme a AGEA ma soprattutto al Dipartimento regionale inizieremo a erogare le prime procedure. In queste ore c'è un dialogo costruttivo col Ministro dell'Agricoltura. All'incontro a Lentini c'erano anche i piccoli produttori.
Ognuno ha detto la sua, anche se la fotografia accomuna un po' tutti. Una richiesta d'aiuto, un vero e proprio grido di allarme. Prendiamo il caso degli agrumeti. Gli agrumeti, la forza del vento ha fatto sì che i frutti sbattevano e si graffiavano contro rami, contro spine. Questo provoca dei danneggiamenti alla buccia che, complice l'umidità persistente, fa da veicolo a infezioni fungine. Dalla Regione comunque arriva il massimo impegno per la tutela del settore, che soprattutto da queste parti muove l'economia. Iniziare subito dopo non soltanto i pagamenti, ma anche la stima di quello che sarà un percorso lungo di valutazione degli impianti di produzione. Nella piana di Catania queste arance sul terreno sono la metafora di un comparto che tra emergenze, maltempo e difficoltà varie fa sempre più fatica ad andare avanti. 40 anni fa la storica sentenza del maxi processo, prima vittoria dello Stato su Cosa Nostra. Oggi un'app in realtà virtuale ricostruisce l'aula bunker. Sentiamo Maglio Viola. Il diritto che vince sul delitto fu l'accostamento di parole con il quale il pubblico ministero Giuseppe Ayala concluse 8 giorni di requisitoria del primo grande processo a Cosa Nostra. Il 10 febbraio ricorrono i 40 anni dalla sentenza che segnò la prima grande vittoria dello Stato sulla mafia. Oggi i giovani non sanno più cosa fu quella stagione e dunque occorre fare memoria e museo, e per questo proprio oggi si può rivivere con la realtà aumentata il maxi processo. Per avvicinare soprattutto i più giovani a fatti avvenuti 40 anni fa, che loro per forza di cose non hanno potuto conoscere, non hanno vissuto, abbiamo ricostruito con la realtà virtuale l'aula bunker, permettendo così al visitatore, indossando dei visori, di trovarsi in aula durante le fasi del processo. Ma tocca proprio a Giuseppe Ayala ricordare come quelle scritte in quei giorni furono pagine di storia. La mafia era legata a una grande impunità, diciamo la verità, e il maxi processo ha segnato una svolta in cui lo Stato ha dimostrato che quando decide di esserci c'è con gli strumenti legati al diritto. La lotta alla mafia non è finita, ma da quel giorno sappiamo che si può vincere. È stato un fatto importante perché il fenomeno di Cosa Nostra è un fenomeno mostruoso e c'è il rischio che a forza di guardare negli occhi un mostro tu diventi come un mostro. Invece col maxi processo si è dimostrato che con la Costituzione e con lo Stato di diritto e naturalmente con l'impegno e la passione di tanti uomini dello Stato le risposte credibili si possono dare. La missione finale è una sola: ricordare quel mostro che è la mafia per non cadere nei suoi tentacoli da piovra. Vogliono entrare a tutti i costi nei locali, altrimenti creano danni e disagi. Confesercenti lancia l'allarme a Palermo: entrano gratis o scattano i problemi. Marco Gullà. Giovani che scavalcano e che vogliono entrare gratuitamente nei locali, creando poi disagi e danni. La nuova istantanea della movida palermitana. Qui siamo alla discoteca Zaia, in via Cavour. Una rissa è scoppiata sabato intorno alle 3 di notte, quando alcuni giovani hanno tentato di entrare nel locale, ma sono stati bloccati dai buttafuori. Ancora violenza, ancora un episodio di cronaca che si interseca con la movida del capoluogo. Gruppi di ragazzi che il fine settimana pretendono di entrare dentro le nostre attività, dentro le nostre imprese gratuitamente, oppure di poter consumare gratuitamente. Se ciò non gli viene consentito, scatenano disordini, risse, sapendo che ai sensi dell'articolo 100 del TURPS, una norma del 1931, il questore può disporre una chiusura preventiva di quei locali. Questo è diventato per loro un'arma di ricatto importante che, oserei dire, è quasi un pizzo ormai istituzionalizzato e per noi non è più tollerabile. Nelle segnalazioni arrivate alla centrale operativa, almeno in un primo momento, si era parlato di colpi di arma da fuoco davanti alla discoteca. Di bossoli o proiettili però non ne sono stati trovati. Il tutto a pochi metri dalla zona rossa di Piazza Olivella. C'è stata una rissa anche a Catania, una lite tra giovanissimi davanti a un locale di Viale Libertà. La polizia è riuscita a riportare la calma nonostante il tentativo di alcuni dei presenti di ostacolarne l'intervento scagliandosi contro gli agenti. Dopo la denuncia il questore ha emesso 7 DASPO Wili. I destinatari non potranno frequentare determinate zone della città per almeno 2 anni. Si torna a sparare a Catania, vittima un 47enne gambizzato al villaggio Dusmet. Dietro l'agguato ci sarebbe un regolamento di conti. Tonino De Mano.
Un possibile regolamento di conti maturato negli ambienti della criminalità catanese. È questa l'ipotesi investigativa più accreditata sulla sparatoria avvenuta ieri sera al villaggio Dusmet, bersaglio di ignoti malfattori, con molta probabilità un avvertimento, un 47enne noto alle forze dell'ordine con precedenti penali per rapina. L'uomo è stato colpito all'altezza della coscia sinistra con il proiettile che ha attraversato l'arto uscendo dalla parte opposta. Immediatamente soccorso da un conoscente, è stato trasportato in auto al vicino pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, dove si trova ricoverato nel reparto di chirurgia plastica. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra mobile di Catania che hanno sentito numerose persone e qualche familiare nel tentativo di risalire al movente legato presumibilmente a contrasti nell'ambito della criminalità locale. Nelle ultime ore una persona sarebbe sotto torchio negli uffici della questura. E vediamo adesso il caso del ragazzo aggredito da una baby gang in piazza Assesicoro a Catania. Adesso arriva sul tavolo dei ministri Nordio e Piantedosi. I responsabili, che sarebbero già stati individuati dalla polizia, sono ancora a piede libero. Luca Ciliberti. Domani mattina io presenterò un'interrogazione al Ministro della Giustizia e chiederò di conoscere per quale motivo ancora queste persone non sono state arrestate, affidate a una comunità, quali misure sono state adottate nei loro confronti, e chiederò l'invio di un'ispezione al Tribunale dei minorenni di Catania. Detto fatto, la senatrice di Italia Viva, Daphne Musolino, ha presentato un'interrogazione al Ministro della Giustizia Carlo Nordio e al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi sui fatti avvenuti a Catania la sera dello scorso 5 gennaio, quando un 14enne è stato aggredito nella centralissima piazza Stesicoro da una baby gang ancora a piede libero. È stato il padre del ragazzino a chiedere attraverso le telecamere del Punto come mai agli aggressori del figlio, nonostante siano già stati identificati dalla polizia, non sia stato applicato un provvedimento restrittivo. La polizia della squadra mobile con a capo il dottore Fattori hanno già identificato tutti. Mio figlio ha fatto il riconoscimento di tutti coloro che ricordava, loro hanno già identificato tutti perché c'erano delle telecamere. Non riesco a capire come sia possibile che ancora queste persone possono essere in circolazione. Inoltre, ribadendo le richieste del sindaco trentino, si sollecita l'invio dell'esercito per rafforzare il presidio permanente nel contrasto ai fenomeni di violenza giovanile. Arrestato un dipendente regionale accusato di aver appiccato il rogo dell'agosto scorso che ha distrutto 83 ettari di terreno nei pressi del Bosco Scorace. Laura Spanò. Un trapanese di 54 anni, forestale e dipendente di una struttura dipartimentale della regione siciliana, è finito ai domiciliari. Il provvedimento disposto dal GIP su richiesta della procura è stato eseguito dai carabinieri. L'accusa è di incendio boschivo. I fatti risalgono al 20 agosto 2025, quando un vasto incendio devastò 83 ettari di terreno nel territorio di Buseto Palizzolo, tra aree incolte e coltivati in una zona a ridosso del Bosco Scorace. Le fiamme provocarono un grave danno all'ecosistema, distruggendo colture, mettendo a rischio aree boscate e l'incolumità di molti animali da pascolo nella contrada Quasale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo quel giorno a riposo dal servizio sarebbe stato ripreso mentre appiccava le fiamme in più punti, ampliando il fronte del fuoco in zone non presidiate dalle squadre antincendio già impegnate su altri focolai. Le immagini documentano anche i momenti in cui l'indagato si sarebbe nascosto tra la vegetazione per sottrarsi alla vista dei mezzi aerei impegnati nell'operazione di spegnimento, prima di allontanarsi a bordo di un'auto guidata da un'altra persona. Col cellulare l'uomo poi avrebbe ripreso le azioni incendiarie, condividendo i filmati con altri colleghi. Si presentano in tribunale con i coltelli. Una coppia di sessantenni ha accompagnato il figlio e il nipote ad un'udienza al Tribunale per i minorenni di Palermo, portando con sé un coltello a serramanico ciascuno. Le armi sono saltate fuori ai controlli di sicurezza e sono state sequestrate, denunciati i possessori. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità. Torniamo tra poco per ricordare il fisico Antonino Zichichi, scomparso oggi a 96 anni.
morto a 96 anni il fisico Antonino Zichichi, scienziato di fama internazionale, specializzato appunto nel campo della fisica delle particelle, a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia contro l'astrologia e più in particolare contro le superstizioni. A Erice, in provincia di Trapani, aveva fondato il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana, da dove ha favorito per decenni il dialogo internazionale tra studiosi e la formazione di giovani ricercatori. È stata una figura molto considerata ma anche controversa nella comunità scientifica per il suo credo cattolico e per l'aspra critica alla teoria darwiniana dell'evoluzionismo e la sua posizione sui cambiamenti climatici che non attribuiva alle attività umane. Il Comune di Trapani si riprende il palazzetto dello sport, revocata la concessione alla Trapani Shark. Entro 15 giorni la società che fa capo al patron Antonini dovrà sgomberare tutto. Laura Spanò. Il comune di Trapani rientra nel possesso del palazzetto di Piazzale Ilio. Stamane gli operai comunali hanno effettuato il cambio delle serrature motivato dall'urgenza di tutelare il bene pubblico, anche alla luce di segnalazione della Polizia Municipale su prelievi non autorizzati di arredi e attrezzature e sul rischio di vandalismi in un impianto ormai inutilizzato. Alla Trapani Shark è stata contemporaneamente notificata la revoca della convenzione stipulata nel 2023, quando la Trapani Shark era una società dilettantistica senza scopo di lucro. La società Trapani Shark, che fa capo al patron Valerio Antonini, ha 15 giorni di tempo per riprendere i propri beni. Praticamente è cessato ogni rapporto ed è stata ordinata la riconsegna dell'impianto. Se la Trapani Shark non rilascerà il palazzetto nei termini, il comune procederà allo sgombero coattivo con l'ausilio della forza pubblica. Contro il provvedimento resta la possibilità di ricorso al TAR o al Presidente della Regione. Con la deliberazione di questa mattina, condensata in 11 pagine, il comune di Trapani mette nero su bianco la propria linea. La concessione è finita per legge e per inadempimenti e da oggi il palazzetto torna sotto il controllo di Palazzo Dalì. Per il comune la modifica del requisito da SSD a SRL è diventato insanabile. Se la società fosse stata profit fin dall'inizio, infatti, non avrebbe potuto partecipare alla procedura. E adesso andiamo a vedere come funziona un ospedale senza lacrime, dove a farsi curare sono orsacchiotti e bambole. È l'ospedale dei pupazzi, un progetto internazionale condiviso dalla scuola San Domenico Savio a Catania, che aiuta i più piccoli a superare la paura del camice bianco. Desiree Ferlito. Tu hai paura del dottore? Sì. Sì, perché io mi sono fatta una volta la fleb e mi ha fatto molto male. Peluche sul lettino, cerotti colorati e tanta fantasia. All'ospedale dei pupazzi la paura del camice bianco si cura giocando. Un'iniziativa educativa internazionale pensata per aiutare i bambini tra i 4 e gli 8 anni ad avvicinarsi serenamente al mondo della sanità. È un'esperienza bellissima perché non solo imparano i bambini a non avere paura, ma anche e soprattutto imparano alcune nozioni di anatomia. Alla San Domenico Savio di Catania i piccoli diventano genitori premurosi e accompagnano i loro pupazzi malati in un vero e proprio percorso ospedaliero simulato che diventa un viaggio di fantasia a misura di bambino. È caduta da un grattacielo. Da un grattacielo? Sì, la broncopolmonite, una malattia al cuore, e ha ingoiato un calzino e si è rotta la gamba a destra. È caduto da un albero. Stava inseguendo gli uccelli perché voleva imparare a volare. Ho bisogno degli occhiali e li fanno male i denti. A curarli sono studenti di medicina trasformati per l'occasione in pupazzologi, pronti a spiegare ogni gesto con parole semplici e rassicuranti. La diagnosi è confermata. Piano piano abbiamo fatto vedere dalle figure più grandi a quelle più piccole. E a quanto pare non riesce a vedere le figure più piccole. L'obiettivo è chiaro: trasformare l'ospedale da luogo di paura a spazio familiare, riducendo l'ansia legata a visite mediche ed esami clinici. Un gioco educativo che unisce prevenzione, empatia e formazione e che dimostra come a volte la medicina migliore cominci proprio da un sorriso. Gli devo fare sempre le coccole quando sta male, quando si sente un po' che ha dolori. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa, torniamo tra poco con la pagina sportiva perché è vigilia di campionato sia per Catania che Palermo.
Passiamo al calcio, vigilia di campionato per il Catania che domani affronta al Massimino il Cerignola. Poco fa ha parlato Toscano, sentiamolo nel servizio di Francesco Triolo. Il rinvio della partita con il Trapani ha reso il Catania spettatore dell'ultimo turno, ma adesso, già oggi, è vigilia di campionato per il turno infrasettimanale che vedrà i rossazzurri domani sera impegnati al Massimino contro il Cerignola. Una partita piena di insidie contro una squadra che ha appena battuto la Salernitana e quindi galvanizzata, ma anche perché c'è da valutare quanto abbia inciso lo stop forzato per i rossazzurri. Affrontiamo una squadra in salute, forse la più in forma del nostro girone, sappiamo la difficoltà della partita. Il Catania deve fare una grande prestazione perché è un momento che devi dare continuità soprattutto in casa. Toscano recupera Casasola dopo la squalifica, ma non ci sarà Di Tacchio che è ancora in fase di recupero e Miceli squalificato. In difesa ci sono Gherardi e Peraccini ormai recuperati dopo i rispettivi infortuni. Da decidere chi giocherà sulla tre quarti, si gioca del posto d'ausilio Imenez, Bruzzanini e Lunetta. Ampia scelta anche per il ruolo della punta centrale con forte favorito su Caturano e Rolfini. Il Catania giocherà conoscendo il risultato del Benevento avanti di 6 punti in classifica impegnata alle 18 a Trapani, un altro aspetto che potrebbe incidere anche nell'approccio alla partita. La squadra forse più in forma in questo momento del nostro girone. Il calendario non lo dobbiamo guardare, non dobbiamo guardare neanche la classifica, dobbiamo pensare alla partita di domani col Cerignola, perché noi dobbiamo pensare solo a quello che possiamo determinare noi e noi possiamo determinare la partita di domani, l'altro poi lo guardiamo in avanti. La preventiva sta andando a gonfie vele, tra biglietti venduti e abbonati sono ipotizzabili circa 16.000-17.000 spettatori al Massimino. E anche il Palermo domani in campo a Marassi sfiderà la Sampdoria. Marco Gullà. Dopo la vittoria in rimonta del Monza di ieri sull'Avellino, il Palermo è tornato a sedersi al quarto posto. I punti di distacco dai brianzoli, secondi in classifica, sono 3. I rosanero non possono fare passi falsi. Domani sarà nuovamente campionato. A Marassi c'è la Sampdoria nel turno infrasettimanale. Siamo arrivati a 11 risultati consecutivi utili e questo secondo me è un fattore importante perché vuol dire che la squadra ha trovato una sua continuità. Vuol dire che la squadra ha trovato i giusti equilibri e quindi ovviamente va dato merito all'allenatore che ha saputo infondere lo spirito giusto fin dal primo giorno. Ripeto, in questi campionati che sono molto difficili, la continuità è fondamentale. Il Palermo di Inzaghi è in striscia positiva da 11 partite, ma domani l'esame è di quelli tosti. La Sampdoria viene dalla vittoria ottenuta a Modena e l'ex Brunori si è pure sbloccato, segnando il suo primo gol in blu cerchiato. Tornerà Palumbo, che sabato ha scontato il turno di squalifica. Dopo la bella prestazione contro l'Empoli, Jonsen potrebbe partire titolare, tutti a supporto di Poyampalo, sempre più re dei marcatori in Serie B. Domani fischio d'inizio alle ore 19. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi lascio adesso ad anteprima corner con Angelo Gagliano. A tutti un buon pomeriggio.